No, I'm not a writer. E buongiorno l'Italia, siamo... Mi guardi, mi sento in imbarazzo. Siamo in via Bonetti. Siamo in via Bonetti, no? Chi è che parla? E c'è anche l'Alessia, è la Alessia. Risumata. E il CP, ciao CP. Nel suo bel posto a CP. Allora, hai visto che bellissimo posto siamo qua? No, perché devo anche inquadrarlo, giustamente. Vedi che la giornata è nuvolosissima, noi siamo... Praticamente dovevamo andare a vedere la riserva naturale Laghi di Doberdò e Pietrarossa, solo che stiamo girando qua come scemi. Ho perso il filo di discorso. Dovevamo andare a vedere qualcosa, ma non riusciamo, siamo qua che stavi dicendo che siamo qua che giriamo intorno ma non troviamo il lago. Insomma niente, adesso andiamo via. Diciamo, questa non è una puntina, ma sarà il pre-rifacimento delle grotte. Quelle che in Slovenia avevo perso quella volta. Però là le continuo a guardarmi, io mi imbarazzo. Ma sai che forse abbiamo anche l'influenza? Digli donna, no? Non so, mi sento tutti... proprio... non so, ecco, il fatto che non so è sintomo influenzale. CP, ci facciamo questa bella sostina all'ippica. Lipizza. Guarda i vicini slavi col camper da ski, guarda che ha il camper da ski. Anche qua è il camper da ski. CP, so che mi ti semporeti. St'altra è SHO. È ufficiale, abbiamo tipo raffreddore, influenza, non so cosa, quindi credo che farò i video alle grotte lì in Slovenia. Cercherò di mettere delle scritte invece di me che parlo, ovviamente userò la GoPro perché è chiaro, questa è da sgammo, la GoPro invece la mimetizzo, no? Cioè, ma aspetta un attimo, cioè buono che uno tipo va su YouTube, no? Si cerca un video di un posto delle grotte, si aspetta chissà cosa e trova uno qua freve, è l'influenza, allora vediamo avanti. Vedi, no, non tanto le tende, ma questo è amore quando le lasci usare il tuo bagno, cioè capisci? Cioè dovrebbe pisciare fuori, andare fuori, invece no, addirittura le faccio usare il mio bagno, cioè è vero amore? No, le mie ciabatte, maledetta! La capatina la facciamo, però sono influenzato forte, accidenti. Sono qui col mio camper. No, se questo è il mio camper, il mio scarosso, caro del signore. Allora, siamo qui all'entrata, vedi, nel parcheggio, no? Perdona lo svaccamento, però sono proprio pieno di influenza, accidenti. Ormai vabbè, le grotte le facciamo anche perché poi Rita la Alessia l'avevo portata su per questo. E dopo basta, cioè dopo sto dentro in camper e via, torniamo verso zona base, diciamo, no? Comunque questo è il parcheggio. Aspetta che mi taglio i cavelli, cioè me li taglio nel senso che mi taglio l'inquadratura, e dove era stato girato il video anche con i full timer francesi, ti ricordi? Che erano parcheggiati sotto lì, no? E così intanto andiamo a vedere per i biglietti, no? Vediamo di prendere i biglietti, mica sono proprio... che svarioni, fioi, brutta cosa, l'influenza, vedi? Così posso dire che sono un influencer anch'io, cioè nel senso che ho l'influenza. Certo che ho arasti tedeschi sempre con sti camper da ski, è una roba incredibile sti tedeschi, guarda, ma mi non so. Hai sentito cani da ski e sei venuta fuori, Emi? Cara. No, camper da ski. I CP non possono entrare nelle grotte,
quindi i CP devono aspettare qui. E questi CP non li vuole mai nessuno, vero CP? Porco cane, mi sento un po' denigrato. È stato bello vedere stamattina, vedi tutti quei montagnoni con quelle nuvole, faceva un po' wild proprio. Sti che voce, un po' da Trons, in realtà no, ho la voce da influencer, che è quello influenza, con l'influenza, poro anima del Singano, poreto, CP, poro Singano con l'influenza. Digli CP, noi stiamo aspettando la fidanzata che si finisca di preparare. E intanto sappiamo sono? Ma sì, sappiamo sono. Vedi, quando il CP è così, sta aspettando il segno per andare, però lei ancora non sa, poretta, che non può venire, vedi? Ha un po' quell'arietta, vengo, non vengo, vorrei, però è il CP, non vogliono, è così, è mica una scelta mia. Ecco, vedi, l'Alessia testimonia con i suoi occhiali da sole che c'è un sole che spacca le pietre, cioè non riesci neanche a guardare dove cammini, proprio è una giornata estremamente soleggiata. Guarda, si sta aprendo la nuvola. Pur di contraddirmi anche, guarda, sì, no, veramente, anche l'universo è interpellato, cioè sono terribili le donne proprio, porco cane. Furgone da skate, camper da Zingano. Furgone da skate, camper da Zingano e CP, ma quello è un altro discorso. I biglietti li abbiamo presi, se ti interessa sapere, 2 adulti sono 36 bomboloni il percorso quello della grotta, poi c'era il percorso nuovo che dovrebbe essere comunque il percorso quello più esterno. Non è il caso, visto la giornata uggiosa, lo faremo più avanti quando saremo di passaggio, no? Ovviamente ho ancora l'influenza, sì, non è che passa da un minuto a che altro. Sono più o meno le 11, a mezzogiorno abbiamo l'entrata. Dopodiché ti spegnerò qua e ti riaccenderò con la GoPro in modalità antisgammo, modalità furtiva, non mimetizzata, no, me la tengo in mano, nascosta nel palmo della mano, con i suoni disattivati, LED disattivati, e però per vedere poi se sta registrando oppure no dovrò ogni tanto avvicinarmi, come ho fatto l'anno scorso, alle luci, e quindi sì, con la mimetizzazione non potevo perché devo vedere il display, no? Hai capito? Oh CP, gli diciamo, e ti vergogni, gli diciamo cosa hai fatto? Che sei montata sopra l'autobus e tutti si sono messi a ridere, che te monti sempre dappertutto, tutti i camper, le macchine, lei monta così di default proprio. Ok, che bella signorina che abbiamo qua. Le puntine del mondo, sponsored by Coca-Cola. No, non è vero niente, però ormai che ho fatto la ripresa, adesso whisky, non ho capito. Quel che è fatto è fatto. No, adesso che manda Coca-Cola, Uccio se non lo fai,